Eccoci qua in questo tutorial per le onde. Me l'avete chiesto in tanti, mi sento una cretina a dire così perché da quando è uscito il filtro meme su Instagram mi sento un po' una cretina, però in realtà è vero. I capelli ovviamente li ho appena lavati e adesso vi faccio vedere i miei prodotti magici. Allora, innanzitutto vado a fare una riga centrale e non vi scimunite in questo, ve lo dico già, nel senso che io non faccio mai una riga centrale obbligata perché poi i miei capelli a un certo punto decidono loro dove devono stare e va bene così, soprattutto per chi ha tipo le rose in testa, oppure come diciamo noi, come le chiamiamo, le vertigini, vabbè però quello non è proprio un nome italiano forse, insomma se avete i capelli che vanno in una direzione un po' per fatti loro, seguiteli, non fate per forza le cose super precise. Poi il prodotto magico per me è questo, scusate, è TG Bad Head, è diciamo il brand e il settore è Bad Head Superstar Queen for a Day, questo qua, e si chiama Thickening Spray, cioè praticamente è uno spray che dà spessore ai capelli. Soprattutto questo qua è fatto per le radici, però poi dietro nel leggere ho visto che va bene anche per le lunghezze e le punte, quindi io ne metto sempre un po' alle lunghezze e alle punte anche, perché sennò viene tipo super gonfio qua e soprattutto per chi ha i capelli sottili come me poi si ritrova i spaghettini giù, quindi ne metto tanto alla radice. Man mano spazzolo un pochino. Divido in sezioni man mano e metto su tutta la radice, anche qua al centro. Sono truccata perché ho filmato un tutorial che sicuramente vedrete su Instagram, che avrete già visto su Instagram a questo punto, almeno credo. Quindi è un po' più difficile perché in genere questa operazione la faccio prima di truccarmi. Quindi insomma procedete su tutta la testa, ben bene sulle radici, anche dietro, cioè proprio dietro qua. Un altro prodotto sempre di TG che funziona tanto, ce l'ho qua, ve lo faccio vedere, è questo qua, è della linea Catwalk Volume Collection. Your Highness, tutti sti nomi, Queen for a Day, Your Highness, mi piacciono. Root Boost Spray, quindi è uno spray anche questo per irrobustire, non so se si può dire, le radici. E boh, mettiamo pure un po' di questo. Questo è un po' più schiumoso. Sì, sulle radici, suddividere i capelli in ciocche e poi erogare il prodotto sulle radici. Quindi vado solo sulle radici, magari mi dà un boost di volume, non lo so, qualcosa farà. Per chi vuole un volume super super tosto non deve avere proprio paura di spruzzare. Poi rispruzzo questo qua sulle lunghezze e le punte un po' a caso. Vedete che con i capelli bagnati, visto che sono mosci, diciamo, sembra che ho un po' la testa a uovo, quindi questa cosa col volume si risolve. Per chi ha qualche chiletto in più come me o comunque ha il viso tondo, il volume aiuta perché riequilibra un pochino i volumi della testa, delle guance, fa un po' di correzione, diciamo, Quando sento che la testa è abbastanza appiccicaticcia, che quasi non riesco a metterci le mani dentro, non esagerato, però insomma mi sono spiegata, almeno penso. A questo punto asciugo prima un pochino in maniera, diciamo, generale. Infatti è senza beccuccio. Quando praticamente avete tolto l'eccesso di acqua, che comunque restano abbastanza umidi, vai a dividere, cioè a questo punto vai a dividere in ciocche. Io parto dal basso, quindi, che sono comoda. Vado un po' a senso, non vado precisa perché sennò dovrei impazzire, dovrei avere uno specchio dietro, tutto il resto, non c'ho voglia. Invece così, tanto vengono belli uguali.
Prendo le mie pinzettone che raccolgo tutte in un contenitore così e vado a fissare questo in alto e poi lavoro le ciocche in basso, le divido esattamente in due, insomma, lo sapete, avete capito, le divido in due e vado ad asciugare, diciamo più o meno verso il liscio, che non saranno mai super lisci, almeno nel mio caso perché ce li ho ricci di base, ma anche chi ce l'ha liscio, se ha messo tanto prodotto, comunque sembra che vengono un po' tipo mi sono svegliata il mattino dopo aver fatto tanto sesso, più o meno quella è l'idea. Dimenticavo il beccuccio. Ecco, in questo caso per farli venire più voluminosi, anziché spazzolarli verso il basso, io comunque lo faccio ogni tanto perché per tenerli sotto controllo, però spazzolarli verso l'esterno, questo aumenta proprio il volume e la radice. Ok, a questo punto la ciocca è asciutta, sentite lo swoosh del suono che fa la mano attraverso i capelli? Non so se lo sentite, però insomma questo vi dà l'idea di come deve essere il capello, capito? Non deve passarci la mano con estrema facilità, ma si deve quasi un po' bloccare, deve sentire proprio la struttura del capello, così. Boh, spero di aver reso l'idea. Adesso vado ad asciugare il resto e ci risentiamo tra un pochino. Qualche volta poi alla ciocca, vedete che si forma una sorta di volume, fatela anche all'indietro, giusto perché riuscite ad asciugare bene alla radice anche sotto. Arrivati a metà testa, vedete che ho fatto già delle ciocche importanti. Questa invece è una piccola cosa importante, non so se riesco a farvelo vedere, però prendete una ciocca piccolina da qua e con una spazzola leggermente più piccola, più stretta, diciamo, di volume, se ce l'avete, se no potete andare anche con quella grande, raccogliete i capelli alla radice e passate il phon. Praticamente questo vi crea volume, lo fate 3-4 volte e poi siete a posto. Ciao patati, non me lo potete dare un bacio? Lo posso dare? Ciao amore mio, ciao amore, a dopo. Poi per chi ha i capelli ricci e deve appunto farli lisci, mi raccomando fate bene la parte avanti la testa, cioè i baby hair, i cosiddetti capelli piccolini, perché quelli sono bastardelli, se no rimangono sempre ricci e dopo se diventano crespi è un casino. Vedete che già con la spazzola, cioè io ho fatto solo così, cioè viene un volume pazzesco. Questo comunque vi aiuta anche dopo nel fare la piega. J'adore! E non dimenticate le ultime spazzolate da dietro, perché poi qui tra l'altro non ci arrivate bene facendo le ciocche lateralmente, rimane sempre un po' bagnato, no? Quindi andate proprio in alto perché si deve fare il volume, vedete questo volume qua dietro la testa, così vi rimane bello pompato. Vedete che già così fa un sacco di volume qui, cioè vi sentite proprio la testa piena, poi basta muoverla un pochino, rimane così. Bellissimo l'effetto, cioè già se volete asciugarli così senza passare il ferro, praticamente ci mettete qualcosa di lucidino, no? Sulle lunghezze e sulle punte, passate un po' le mani, perché alla fine le mani sono la cosa più importante per modellare le cose o per modellare le cose. Mettete un po' di qualcosa di lucido che vi fa il capello bello
e passate le mani e avete un capello liscio che però non è uno spaghetto, quindi già così funziona alla grande. Arrivati alle cioccone finali, queste ragazzi sono le più importanti perché sono quelle che vi danno proprio forma all'intera pettinatura, alla testa. Allora, ritorno a fare la riga centrale e qui so cazzi. Queste sono le ciocche più importanti. Allora, inizio da quella a sinistra, inizio sempre da quella a sinistra perché mi trovo più comoda, non lo so. Mi raccomando, quando arrivate qua, per far sì che la ciocca avanti non sia troppo staccata da quella dietro, prendete tipo un incrocio tra le due e fate un'altra passata. È liscia ma non è liscia completamente e soprattutto, cioè se io faccio così per dire, mi combina un casino perché è pronta. Cioè il capello è pronto per essere modellato, raga. Questo è il risultato che vogliamo. Adesso finisco l'altra ciocca, poi prendo il ferro, cioè guardate, cioè io sembra che ho il doppio dei capelli solo a fare questa cosa. Boh, incredibile. Quando avete fatto la piega, che voglio, cioè la piega nel senso sì, quando avete passato il phon, che voglio dire già siete a buon punto. Vedete che già i capelli prendono forma quasi senza fare niente. Anzi addirittura... Poi mi piace fare sta cosa. E questa è una base anche per fare tipo una testa alla Brigitte Bardot, verrebbe benissimo perché fai così, praticamente fai il... come si dice? Amore... No, aiutami un attimo. Come si dice questa cosa che devi pingere i capelli? Arruffate i capelli. No, amore, non arruffare. Come si dice? Pettinate controverso. No, mi fai vedere su internet su tuo. Teasing hair. Prendere in giro i capelli. Ho cercato su Google perché non mi veniva. Cotonare i capelli. Praticamente voi vi fate... vi dico queste informazioni che non so nemmeno se vi interessa, però ve la do. Praticamente cotonate tutta la parte qua sotto, cioè quindi tutta questa parte qua, la raccogliete, chiudete in qualche modo, quindi vedete questa specie di coso così, e poi se avete anche le ciocche più corte delle mie meglio, praticamente le raccogliete per fare una sorta di frangia laterale e poi tipo la incorniciate intorno a questo bob. Adesso sembra bruttissimo, però verrebbe una cosa bellissima stile Brigitte Bardot. Comunque passiamo al nostro, che sono delle onde semplici. Io vado comunque a fare un po' di cotonatura alla base qua. Ora, se avete messo abbastanza prodotto e avete fatto una bella fonata, questi qua dovrebbero stare quasi del tutto in piedi. Cotonate molto molto bene alla base, non c'è bisogno di fare tantissimo sulle lunghezze. Ecco. Spazzolo con una spazzola così, io non so come si chiama questa, però la trovate in tutti i negozi tipo di capelli e la trovo una spazzola delicatissima, soprattutto per chi ha i capelli fini e ricci come i miei che sono stradelicati, e vado a spazzolare, però attenzione, non vado a spazzolare tipo schiacciando, cioè spazzolo in modo da prendere solo la superficie, così il volume sotto rimane, però certo che con quello scuro non vedete, però il volume sotto rimane, però sopra, capito, viene diciamo in ordine, non rimane la cotonatura scoperta. Adesso sembra un po' un cofano, però adesso vedrete che tutto avrà un senso e viene più figa, viene un po' anche un po' diva, viene un po' diciamo influencer che non si impegna a fare la testa, si è svegliata così magnifica, bellissima, meravigliosa. In realtà non credo, cioè almeno, oddio, ci sono i casi, ma nel mio caso non sono nata con i capelli fighi così, quindi me li devo fare. Adesso parto dalle ciocche avanti, siccome per me sono le più importanti, sono quelle che poi pinzo pure. Il ferro, c'è un ferro vecchio, classico, vorrei tanto i nuovi attrezzi Dyson, ma costano un botto, quindi spero che un giorno Dyson Italia improvvisamente mi dia in regalo i nuovi prodotti che potrei testare per voi. Nell'attesa di questo sogno uso questi ferri vecchi che mi hanno dato in accademia un po' di anni fa, infatti non è proprio il massimo, però funziona, quindi 210 raga, perché se io non metto il massimo non succede niente.
Vado appoggiando il ferro col becco verso l'alto e la ciocca la vado a prendere, cioè appoggio il ferro sulla ciocca così e vado con la ciocca all'indietro, cioè quindi verso l'esterno. Chiudo il ferro e lo attraverso girando man mano in questo modo qua, che questo rimane proprio l'impronta. Lascio fuori gli ultimissimi centimetri, o perlomeno ci passo più veloce. Oddio, adesso è venuta anche tanto. Allora, è venuta tanto, però questa qui si scioglie prendendo forma. Infatti vi faccio già vedere passando le mani. Ecco, vedete che viene quest'onda meravigliosa e man mano insomma prende forma, e così vado a fare tutto il resto della testa. Questo qua nel frattempo lo pinzo perché è quello che ci tengo di più, cerco di pinzarlo non troppo laterale, cioè non troppo in alto volevo dire. E insomma vado a fare anche questa e ci rivediamo alla fine della testa e vado con lo stesso movimento. Infatti io mi sono abituata a farlo sia con la destra che con la sinistra, è la stessa cosa che faccio anche con l'eyeliner, mi sono abituata con tutte e due le mani perché così mi viene più o meno lo stesso risultato, anche se non verrà mai uguale. In realtà dovrei essere anche un pochino più veloce perché sennò viene troppo boccolo. Ecco, questo mi piace già di più. Qualcuna in realtà potete farla anche nel verso interno, quindi in questo senso qua, giusto per dare un po' di varietà. Vengono anche molto più naturali, più belle, non lo so, io le faccio anche in quest'altro senso e mi piace un sacco il risultato. A questo punto iniziate a mettere le mani nei capelli, scioglierli e capire un po' che direzione stanno prendendo, se c'è qualcosa da riprendere. Poi sciogliete anche questi, così vedete un attimo come si intonano al resto della piega. Insomma, date la forma che vi piace. Io a questo punto vado un po' anche con la testa in giù, risalgo come una pazza e guardo un attimo che cosa sta succedendo. Quando sono contenta del risultato e direi che questo risultato qui mi piace, vado a fissare con la lacca. Io ne ho due preferite, la Elnet Satin lacca proprio corpo e volume, questa qua nera e oro, ve la faccio vedere bene, e l'altra è Adorn lacca volume alle stelle, che è questa qua, che mi piace un sacco. Questa vado dietro tipo a dare un po' di volume qua. Con quest'altra vado a fare le lunghezze, che così diventano belle lucide, si fissano nell'onda che vi piace. Dopo che vi siete intossicati, se vi intossicate vuol dire che avete messo la giusta quantità di lacca. E poi vado anche a fissare, diciamo in un certo senso, i capelli qua davanti, perché vedete che poi fa sempre un po' di difetto, quindi poi ci passo subito le dita così diventano omogenei. Direi che ci siamo. In realtà, se volete un effetto ancora più, diciamo, wavy, o che comunque vi viene ancora più facile, il segreto è farlo con un giorno di shampoo, quindi con i capelli relativamente sporchi. Infatti nel video napoletano in cui mi avete visto con questa pettinatura erano i capelli del giorno, era lo shampoo del giorno prima, e con lo shampoo del giorno prima la piega viene molto meglio. Quindi adesso è venuta bene, ma domani verrà bomba, praticamente come quella del video napoletano.
però mi piace tantissimo. La cosa bella è che questa piega mi permette anche di, per chi si tocca continuamente i capelli o per chi cambia spesso la riga, vi permette anche di fare questa cosa qua e magari in qualche modo aggiustarveli e avere comunque dei capelli fighi a prova di selfie. Facciamo anche dall'altra parte. In un attimo, raga, siete praticamente delle modelle da, o almeno avete dei capelli da modella di Instagram. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che ho accontentato la vostra richiesta di vedere le mie onde, diciamo, magnetiche. Questo è tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao! Ciao, Ame!